Bentrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Si chiude ufficialmente in ASFO l'era della direzione di Joseph Polimeni, destinato alla guida di ARCS, percorso inverso per Giuseppe Tonutti, già in passato al comando dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. La notizia è arrivata questa mattina durante l'incontro tra i sindacati della destra Tagliamento e i sindaci del territorio. Sanità pordenonese in fibrillazione, oggi l'incontro tra i sindacati e i sindaci e proprio durante questo incontro è arrivata una notizia molto importante per il futuro di questo territorio. Sì, in diretta abbiamo ricevuto una telefonata da parte della segreteria della direzione generale dell'azienda che ci comunica che domani mattina alle 10:30 siamo stati convocati informalmente, ma di fatto insomma, è l'inizio di una nuova stagione. Siamo stati convocati dal futuro nuovo direttore generale per fare una chiacchierata e per poi andare a sottoscrivere, immaginiamo il giorno dopo, l'accordo sulle maggiorazioni, ma soprattutto quello che chiederemo di mettere in calendario tutta una serie di incontri per affrontare le problematiche che sono aperte, partendo dalle ferie estive, partendo dalle dotazioni organiche e dal rilancio della sanità della provincia di Pordenone, sia quella ospedaliera ma soprattutto quella territoriale, che è fondamentale per dare un servizio ai cittadini in prossimità. Insomma. Si chiude la travagliata era del dottor Polimeni, comincia quella del dottor Tonutti a capo di questa azienda. Sì, si chiude, permettetemi di dire, troppo tardi la travagliata era, la disastrosa era la gestione di una direzione miope, sorda e non a voler ascoltare e non voler affrontare i problemi della sanità di questo territorio. A questo punto cosa succede per lo sciopero del 13 maggio? A questo punto aspettiamo l'incontro di domani, lo sciopero prima di cosa verrà sospeso e poi vedremo, perché vedremo anche gli atti concreti, insomma prima di revocare uno sciopero con i problemi che abbiamo dovremmo avere i primi incontri e capire bene. E Polimeni andrà ad assumere un nuovo incarico, quello di direttore di ARCS. Come vedete questa nuova nomina? Sinceramente ho qualche perplessità su questa nomina, nel senso in cui abbiamo visto cosa è successo nel Friuli occidentale e il perché ci troviamo qui oggi e il perché siamo arrivati a questo punto. E assegnare un ruolo di direzione dell'azienda cappello sopra tutte le altre aziende regionali mi lascia qualche perplessità e qualche preoccupazione. Confido che l'assessore regionale alla sanità dia una linea guida al nuovo direttore di ARCS in modo tale da gestire al meglio tutta la sanità regionale. La Fondazione Gruppo Pittini ha donato all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale una strumentazione che consentirà alla piattaforma di diagnostica molecolare di accelerare la ricerca nella sorveglianza del Covid, nei tracciamenti di focolai e sull'antibiotico resistenza. L'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale si dota di una nuova strumentazione che viene inserita praticamente sulla piattaforma di diagnostica molecolare. Questo grazie a una donazione della Fondazione del Gruppo Pittini. Con noi il professor Corrado Pippan, che è responsabile del laboratorio di virologia. Innanzitutto scendiamo negli aspetti tecnici per capire effettivamente a che cosa serve questo nuovo strumento. Ma si tratta di un sequenziatore di acidi nucleici di ultima generazione, quindi dotato delle caratteristiche, delle performance che erano assolutamente impensabili con i sistemi tradizionali e che soprattutto ha una velocità e una versatilità che è assolutamente interessante e straordinaria. In effetti, grazie appunto alla diagnostica molecolare, si riesce a individuare diversi aspetti, perché parliamo addirittura della sorveglianza per quanto riguarda il coronavirus, praticamente il tracciamento dei focolai, e addirittura l'antibiotico resistenza, che è una delle problematiche che saranno da affrontare praticamente nel prossimo ventennio. Sicuramente sì, speriamo che non sia un problema tanto importante, però è importante sicuramente riuscire a individuare anche nuove forme di antibiotico resistenza, che è stato, è e continuerà sicuramente ad essere un problema. Dal punto di vista epidemiologico, anche di sanità pubblica, è un'operazione che è di una straordinaria importanza. Ecco, parliamo anche del ruolo che ha avuto il laboratorio, che sta avendo in questo momento laboratorio di virologia, proprio per
sequenziare, individuare anche le varianti del coronavirus? Ma è stato un lavoro sicuramente molto impegnativo. Il laboratorio è riuscito a reggere all'onda d'urto grazie anche a questa organizzazione della piattaforma di diagnostica molecolare e sicuramente anche grazie alle persone che la compongono, che è stata un'esperienza molto dura, ma comunque che penso che siamo riusciti ad affrontare adeguatamente proprio grazie a queste risorse che sono assolutamente sostituibili e straordinarie. E con l'apporto dei privati, ne parliamo con il direttore generale di ASUFC, Denis Caporale, quanto è determinante o quanto può aiutare? Oggi l'evidenza ce lo dimostra, nel senso che il privato, in questo caso il gruppo, la fondazione del gruppo Pittini, che continua naturalmente in un'opera già iniziata precedentemente, diventa fondamentale nell'apporto, e non solo, devo dire, di contributi in senso monetario, quindi, ma di progettualità importanti che intendiamo mettere in piedi assieme naturalmente alla collaborazione fondamentale dei privati all'interno di questa azienda. Era l'inizio dell'emergenza sanitaria che il gruppo Pittini ha pensato di essere vicino all'azienda sanitaria universitaria in un momento appunto molto difficile, donando un'ambulanza di ultima generazione fortemente attrezzata, un bene prezioso, un bene essenziale in certi momenti della vita. E poi in quel momento abbiamo anche presentato la nascita della fondazione Gruppo Pittini, una fondazione d'impresa fortemente voluta dal suo presidente Federico Pittini, ed è una fondazione che è vicino al territorio, alla formazione e alla solidarietà. Questi sono i 3 pilastri della Fondazione Gruppo Pittini. Siamo in chiusura, l'informazione di Telefriuli ritorna in diretta alle 16:30. Buona giornata.